Buongiorno a tutti, un saluto da Burcei. Oggi siamo al secondo appuntamento qua, invitati dall'amministrazione comunale e le varie associazioni a pulire per la seconda volta appunto Sadom Messorku, il nuraghe principale del paese. Siamo molto contenti di poterli aiutare, ovviamente. È un sito che può comunque rivelare molto di interessante e che se verrà pulito come noi speriamo che sia pulito e che sia valorizzato da chi ne ha l'interesse, potrebbe essere un grande bonus per il paese. È un nuraghe censito, mai indagato e studiato. Si tratta presumibilmente di un nuraghe complesso, sembrerebbe dalla struttura. Qua siamo all'ingresso di quella che dovrebbe essere la torre centrale, con un ingresso orientato a sud-est, caratterizzato da una grande architrave. Oltre alla torre centrale sembrerebbero intravedersi altre strutture, altre murature. È difficile però capire e leggere quella che è la sua struttura complessiva perché il crollo è molto evidente. In più l'area è stata sicuramente frequentata, poi successivamente c'è la presenza di un muretto a secco che taglia parte del nuraghe, quindi è difficile capire effettivamente che struttura, che planimetria questo nuraghe abbia. Però sicuramente è importante, è anche abbastanza grande e massiccio. Sicuramente la posizione strategica, perché ha un'ottima visuale sul controllo quindi del territorio. Da qua si vedono i Sette Fratelli, ma tutte le montagne poi di Burcei, e quindi su un'altura caratterizzata poi dalla presenza dell'acqua a valle, quindi c'è tutto quello che serve per vivere il territorio. È costruito in granito, quindi la pietra locale, tant'è che parte dell'affioramento della pietra viene inglobata nelle murature, quindi le murature si appoggiano su quelli che sono gli affioramenti naturali. Sarebbe interessante indagarlo e studiarlo, e per fare ciò bisognerebbe togliere i massi del crollo, quindi si spera e si auspica che l'amministrazione venga sensibilizzata e che quindi possa riservare tante sorprese. Solo indagando si potrebbe capire appunto qual è la sua funzione, attraverso anche il ritrovamento dei materiali possono dare maggiori risposte. Ciao, sono Marco e vengo da Orsulei. Io sono Emanuele e vengo da Oristano. Siamo studenti universitari e oggi siamo venuti qui a Sadom Messorku per questa pulizia archeologica. È la prima volta che veniamo, ci siamo avvicinati a questa realtà per fare qualcosa di diverso e per conoscere persone che come noi sono interessate alla storia sarda. Per puro amore della nostra terra e della storia appunto della Sardegna. E ringraziamo l'associazione Limen Sarabus Gerrei per averci invitato.